candidate al titolo di Miss Odissea Estate e grazie allo staff tecnico per aver scelto proprio questa sera questa sigla così particolare che tanto piacere e tanto ci rende onore. Grazie davvero. Buonasera ragazze, che belle, che belle, che belle, che belle. Facciamo un applauso per loro. Candidate al titolo di Miss Odissea Estate, perché questa sera qui si inaugura la stagione estiva di questo bellissimo locale e abbiamo già avuto un'odissea, che non era un'odissea inverno, l'abbiamo fatta quella di primaverile, e questa sera abbiamo voluto dare questo titolo così particolare. Allora, io vorrei loro sul palco per presentare le ospiti che abbiamo questa sera qui. Sapete tutti, poi chi segue i social l'avrete sicuramente letto, perché la direzione dell'Odissea è stata così veloce da pubblicarlo quando l'abbiamo saputo. Questa sera doveva esserci con noi Alice Rachele Arlanca, visitare 2017, ma è impegnata, diciamo anche dove? A Desenzano per un impegno televisivo con Rai e Sky, e quindi purtroppo non è riuscita a venire. Io l'ho sentita anche mezz'ora fa perché ci ha salutato. Alice è un'amica, ci ha seguito in tanti appuntamenti, vorrei un applauso per lei ma non ce l'ha fatta proprio, quindi è una persona che ci tiene a questi appuntamenti, ne fa davvero tantissimi. Quando mamma Rai e quando la televisione chiama, gli artisti devono assolutamente rispondere, quindi siamo dispiaciuti noi ma sappiamo che è molto dispiaciuta anche lei. Però quest'anno la nostra regione ha ottenuto dei risultati molto importanti e quindi non c'è Alice Rachele Arlanca che noi salutiamo, ma ci sono altre due ragazze che hanno saputo ben distinguersi nelle finali nazionali di Miss Italia 2017, ottenendo 2 punteggi in 2 passaggi, 2 titoli importantissimi, e le voglio presentare con queste ragazze vicino perché mi auguro che possano portare loro fortuna, perché abbiamo con noi Miss Miluna in carica 2017 Anna Ardi, vincitrice del titolo nazionale di Miss Miluna. Miluna è uno degli sponsor principali oramai di grande tradizione a Miss Italia. Ciao Anna. Buonasera a tutti. Allora, altra titolata nazionale, lei ha vinto addirittura 2 titoli perché è riuscita a giudicarsi il titolo di Miss Equilibrio 2017, ma non solo, perché quest'anno, anzi nel 2017, è stato assegnato anche il titolo di Miss Social Optima, e quindi questa ragazza ha vinto Miss Equilibrio 2017 e Miss Social Optima. Lei è Linda Bani, eccola! Buonasera Linda, posso mettermi in mezzo a voi così rovino il quadretto? Buonasera Linda. Buonasera a tutti, buonasera pubblico e buonasera Michele. Allora, mentre io farei ritornare le ragazze verso il camerino, rientrate che poi vi presentiamo una a una, io ne approfitto per ricordare che quest'oggi stavamo vedendo le pagine Facebook di Miss Italia di tante regioni in Italia. Ho visto con grande orgoglio Anna fotografata in tanti manifesti in città, ho visto la Sicilia, ho visto il Lazio, perché poi il bello di Miss Italia che proprio dà questa grandissima visibilità. Tu invece hai presentato con Facchinetti Miss 365, la prima Miss dell'anno, poi hai fatto delle dirette social. Sì, esattamente, è stato un orgoglio e anche un po' di emozione. Insomma, è il bello di Miss Italia, e io direi proprio, e lo citerei per la prima volta, il grande claim, lo slogan di quest'anno: Miss Italia fa la differenza, e credo che voi siete proprio 2 esempi di questa cosa così importante, che è la differenza che fa Miss Italia. Noi ci vediamo dopo, intanto vi invito ad accomodarvi al tavolo della giuria. Voi non voterete, siete nostre ospiti, alcune ragazze magari le avete conosciute nel vostro percorso lo scorso anno, perché loro l'anno scorso, per diventare Miss Miluna, Miss Social e Miss Equilibra, hanno partecipato a una selezione come questa, l'hanno vinta, questo l'ha portato alle finali regionali, da lì alle prefinali nazionali, e poi hanno ottenuto questa bellissima soddisfazione. Bene, siamo pronti per iniziare a presentare le ragazze, una a una. Le vedremo prima con il loro abito, poi con il podio ufficiale del concorso. Allora, io inizierei, le ragazze sono pronte e quindi iniziamo con la concorrente numero 1. Prego, concorrente numero 1, lei è Elena. Elena ha 22 anni e fa l'assistente alla poltrona.
studia amministrazione, finanza e marketing. Andiamo con Elena, concorrente numero 3. A 19 anni fa ricambi e gioca a pallavolo, la nostra Elena, concorrente numero 3. Tocca a lei la numero 4, lei è Giada. Giada a 19 anni fa l'estetista. Andiamo con Elvira, la concorrente numero 5. A 19 anni la nostra Elvira, concorrente numero 5, lei fa la barista. Di solito le ho sempre a distanza, no? Te le mettono oppure arrivano alla fine dello spettacolo. Stavolta vi ho davanti, vi controllo. Andiamo con la prossima, vieni, concorrente numero 6, lei è Vanessa. 24 anni, segretaria, concorrente numero 6, Vanessa. Lei è Nicoletta, 21 anni, studentessa in turismo. Numero 8, 30 anni Chiara, studentessa in biotecnologia. Angelica, concorrente numero 9. Ha 20 anni Angelica e studia architettura.
10, vieni Cristina. 19 anni parrucchiera, la concorrente numero 10. E introduciamo sul palco la concorrente numero 11, lei è Lisa. Concorrente numero 11, 20 anni, studentessa in lingue. Andiamo con Federica, concorrente numero 12. Federica ha 20 anni e studia tecniche audioprotetiche. Quindi andiamo con Mara, la concorrente numero 13. Anni Mara, alla hostess. Ed è la volta di Valentina, concorrente numero 14. Ed è la volta di Anna, concorrente numero 15. 22 anni, concorrente numero 15, Anna, studentessa in logopedia. Chiudiamo e chiude questo gruppo di splendide ragazze la concorrente numero 16, lei è Giulia. Giulia concorre con il numero 16, ha 26 anni e fa l'imprenditrice del settore del benessere.
fare dei ringraziamenti ovviamente. Io voglio ringraziare i nostri amici partner di Miss Italia, iniziando ovviamente da Miluna, poi ricordiamo Equilibra, Love Nature, altro sponsor storico di Miss Italia che è Rocchetta, e vogliamo ringraziare anche Interflora, quindi tutti questi nostri amici che sposano Miss Italia e ci seguono nel nostro percorso. Non ci sarebbe Miss Italia se non ci fossero le ragazze, ovviamente, questa è una tradizione che si rinnova da 79 anni, il concorso più antico, uno dei più antichi del mondo, perché credo che veramente fosse statisticamente il primo concorso di bellezza, si chiamava 5.000 lire per un sorriso. Bene, detto questo siamo pronti, vedo le ragazze pronte con il body. Come sta andando voi? Tranquille? Poi quando è finito il passaggio in body facciamo una chiacchierata. Beh, non è una minaccia, è un invito. Bene, allora, concorrente numero 1, giurati attenzione perché adesso concentratevi, perché questo è il momento in cui dovete mettere il voto definitivo. Forse avete preso prima un appunto, avete preso uno spunto, ma adesso si vota sul serio, quindi concorrente numero 1 è Elena. La sfilata col body è sempre il momento più importante, proprio perché questo è il momento in cui la giuria emette il suo verdetto definitivo. Elena, numero 1, 22 anni, assistente alla poltrona. Numero 1. Marina, prego, concorrente numero 2, 18 anni, la nostra Marina concorre con il numero 2. Siamo pronti ad accogliere la concorrente numero 3 che è Elena. Anni, Elena, concorrente numero 3, Maricani e gioca a pallavolo. Vedo prontissima sulla scala la concorrente numero 4. Vieni Gianna, concorrente numero 4, 19 anni, estetista. E dopo il numero 4 ovviamente arriva il numero 5, lei è Elvira. 19 anni, barista, concorrente numero 5. Vediamo la numero 5 che si prepara all'uscita dalla scena, la sala spazio alla numero 6, Vanessa, 24 anni, segretaria concorrente numero 6.
Andiamo con la numero 7, lei è Nicoletta. Numero 7, Nicoletta. Chiara, tocca a te, concorrente numero 8, 20 anni, studentessa in biotecnologie. Angelica, concorrente numero 9, eccola qui la nostra Angelica, 20 anni, studentessa in architettura, concorre con il numero 9. Cristina, 19 anni, parrucchiera, la concorrente numero 10. Lisa, numero 11. 20 anni, studentessa in lingua, la nostra Lisa concorre con il numero 11. Federica, numero 12, 20 anni, studentessa in tecniche audio-protetiche. Andiamo a conoscere Mara, la concorrente numero 13, 22 anni, hostess, la concorrente numero 13, Mara. Poi abbiamo sempre Valentina, concorrente numero 14, 21 anni, cavaliera Valentina numero 14. Anna, tocca a te, concorrente numero 15, Anna, 22 anni, studentessa in logopedia. Giulia, chiude il gruppo con il numero 16. 26 anni, imprenditrice del settore del benessere, concorrente numero 16.
questo punto io le farei riuscire tutte insieme per una serpentina e per un saluto, prima ovviamente della pausa per fare i conteggi e rivederci fra un po' per le premiazioni. Facciamo un bel applauso per le nostre 16 concorrenti al titolo di Miss Odissea Estate. Ricordiamo gli altri titoli in palio: Miss Rocchetta Bellezza la seconda classificata, Miss Osnaburg alla terza classificata, poi avremo la quarta classificata e quindi la quinta classificata che sarà premiata con il titolo di Miss Interflora, ma non solo, perché questa sera, grazie a Gioielleria Minotto di Postioma, un gioiello Miluna, quindi sarà presente su questo palco anche Miluna, per la vincitrice. Io vi faccio da parte così lascio fare la foto di gruppo, poi io vorrei che Linda e Anna si mettessero al centro delle ragazze e così facciamo una foto velocissima, ora mai più, così poi facciamo entrare le ragazze. Io approfitterei al centro, trovate il centro dov'è? Sono i 16, quindi vedete un po' voi, ok, così vi mettete lì, io mi faccio da parte perché non vado a rovinare questa bella fotografia. Eccole qua, tutte insieme, raddrizza la fascia Miss Social ed eccole qui le candidate al titolo di Miss Odissea insieme alle nostre ospiti di questa sera. Alla parte Miss Milano 2017 Linda Pani, Miss Equilibrio 2017 e Miss Social Ottima.